tante ferite e divergenze dopo. Cane a ricarica solare. Carca miseria qua, guarda che camperizzazione particolari che abbiamo. Guarda chi sono i nostri amici a Trento, che avevamo già fatto il video assieme, quello che aveva fatto il camper, rifatto tutto dentro, militare, legno chiaro, ti ricordi, con quei sedili da corsa. E guarda che razza del Pandusso livello pro, dopo ce lo fa vedere bene. Però vabbè, intanto, cioè, non è che posso aspettare, guarda cosa che la combina. Yeah! Cioè, hai mai visto te un Panduzzo Dakar preparato così? Cioè, siamo seri, vabbè, dopo ci racconta tutto. Guarda col paracarter. Mamma mia che figata. Cos'è? Nero opaco. Ciao Tato, questo è il loro antifurto, il loro CP. Ciao bellissima amore, ti ricordi? Ti ricordi? Caro? Guarda che roba. E anche che roba là. Ah no, fa stereo, di fatto cos'è che roba? Contagiri, volantino da sparco. Guarda che roba. Porca miseria. Ha le ruote in caso di emergenza. Lui ha quelle normali, vedi? Ha quelle tapponate per fare il fuoristrada, gliene mette sulla parte trazione. Cazzo figata. Porca miseria. Ti hai visto che robe? Guarda, anche i gancetti rapidi, perché quando prendono le auto da rally e le auto da corsa, quando prendono tante torsioni oppure tante buche e tanti salti, gli mettono questi ganci rapidi per non fare aprire i cofani, sportellini e cose varie, no? Hai capito? Che storie! Tanto figo. Dopo la guardiamo bene. Camperino un po' particolare, eh? Ti ricordi amici? Dai, quelli da Trento, che forte. Che storia, ce l'hanno preso il Panduzzo, praticamente già quasi tutto pronto, a 3.000 euro. Il tendone qui usato a 500, cioè 3.500, guarda, si sono fatti il giro dell'Olanda, vanno dappertutto nel wild eccetera, col Panduzzo, no? Numeri uno. Guarda, c'ha tutto il paracarter con tutte le protezioni sotto, presa dell'aria sul cofano, ganci rapido un po' dappertutto, il filtro dell'aria per le immersioni, no? Per attraversare i torrenti, il filtro dell'aria rialzato, lo vedi? Tac qua, eccolo là. Le ruotazze, che figata. No, lui le usa come ruote di scorta. Io pensavo che le attaccasse al momento del bisogno per andare in fuoristrada, quindi no, lui per il momento diciamo le usa come ruote di scorta. Però guarda che forte, guarda la tendina, guarda che larghetta, c'hai 2 piazze piene, hai capito? Loro hanno il fufo che gli dorme dentro in macchina e loro tac nel tent house, hai capito? È forte, tanto forte. Vuoi che entriamo? Sì, dai, te vuoi che noi entriamo? Dai, entriamo dentro. Tanto io Singano è già montato dentro, guarda pizzi dappertutto, guarda che figata. E le borracce. Ah, aspetta che spostiamo questo. Andiamo qua, tac. Aspetta. No, te lo faccio vedere a te. Se lo giri, si accende tutto lì, ti fa il controllo per le varie temperature e anche il contagiri. Allora, questo poi è la radio. Ecco, hai capito? Se volevi ti dai il navigatore, se no ti leggono la via. Allora aspetta, mega dito, allora che c'è sta levetta qua che tu la giri, lo stacca batterie a destra, sì. Il stacca batterie, guarda, si attaccano tutti i controlli, guarda che figonata, tutti i pizzi che dice roba e anche il contagiri qua, guarda che figonata, tanto figo. Volantino della Sparco, bellissimo come quello che avevo sulla 500, stupendo. Qua c'è la radio, cos'è, il CB? Sì. E sti 2 pizzi qua cos'è, il NOS 1 e il NOS 2? No, quello è... quello lì è carne 1 e carne 2. Ah, il portabici, guarda che storiazze. E lei porta pizzi. Ma sei in pausa? No, adesso sto registrando. Ah, niente, perché c'è anche il frigo io. Conta, metti, dai, aspetta che mi cavo. No, ma scusa. appunto, la testa è... Sì, bisogna stare attenti 2 secondi a testa. Perché tanto io c'ho anche il televisore qui. No, dai! Sì, poi dopo mi sono fatto il buco, se vedi là sopra. No, vedi lì quello del rally. Vediamo, la presa. Forse non si vede. Te lo faccio vedere a te, intanto poi dopo vedi tu che cosa. Vedo. E qui praticamente filtra l'aria. La presa d'aria, sì. Sì, perché non c'è clima qui dentro. Che figata. Poi c'hai sempre la luce di cortesia pronta, tra 1 e 2. Questa invece è quella bianca. Storiazze, la tendina militare, che forte. Sì, perché deve essere dividere giù. No, il frigo mi dicevi sotto la roba lì? No, è nel baule, io attacco. Ah, nel baule, qua c'hai. Io attacco l'USB qui. Aspetta. Tac, e c'ha il 12 volt lì. Che storiazze.
indipendente. Che fico! Sì, poi vabbè, tutte le emergenze, tutte le bombole, antisfiga. Antisfiga così, i cornetti e i sì. ferri di cavallo. Anche non c'è il 220, vero? Cavolo, no. Che storie! Che figata, ragazzo! Ma sì, è un'alternativa. Che figata! E nel bauletto qua c'è il Purtroppo frighetto. non riesco a aprirlo perché mi aumenta molto di più il peso. Ah beh, sì. E allora devo mettere le doppie. Che figata! Gancio traino, palloccorrenza, varese super accessoriato. Che storiasse! No, è bello. Beh. Ma aspetta, va benzina il panduzzo? Beh sì, per forza. Va super. Super proprio. Qui. Beh, ci butti anche la verde, funziona perché poi hai rimesso la marmita. Qui. Che il CP ti sta già squadrando malissimo. Tato. Il CP non è contento perché io ho giocato anche col Fufi con la corda e il CP ha detto no, ste robe qua non me le devi fare, ha detto il CP. Qua c'è un buco, non so se io mi sono messo qua sopra per comodità di stabilità. Ma sai che una cosa, non so se tu sei stato su ancora a nord, No, nord. La benzina ovviamente tu hai diesel. C'è. La cosa non ti cambia. Ma questa qui ne risente tantissimo, questa auto dell'epoca qua. Per il fatto della benzina, le i5, adesso c'è anche le i10. Di sopra sì, che è sempre 95-99 anni. Ho trovato la super, la vecchia super. Mi viene via la bagagliera che è saldata. A quanto va? Si impenna il panduzzo. No, poi questo qui non è il modificato 1200 delle 75, questo è ancora l'originale 1000 Country Club. Che storia. Dimmi Mario! Pronto! When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.